Beh, è un ulteriore passo di un percorso che abbiamo intrapreso proprio qualche mese fa. Con il presidente del NOCE, con le consigliere Rai e Verro, ci siamo incontrati oggi per così, immaginare un percorso per raggiungere prima o dopo questo obiettivo che il Veneto si è dato di avere anche qua produzioni Rai in Veneto che valorizzino il nostro patrimonio, il nostro territorio. E l'incontro è stato buono, abbiamo trovato buona disponibilità, niente di facile perché comunque sono investimenti importanti che hanno bisogno di trovare anche un territorio disponibile. Abbiamo convenuto sul fatto che è opportuno un tavolo tecnico tra i tecnici, diciamo, RAI e i nostri, con la Field Commission Veneta per capire come si può produrre, quanto sono i costi di produzione, in quali territori. Il Presidente del NOCE ci ha portato già delle idee, ovviamente siccome sono idee che vanno poi studiate tecnicamente, credo sia opportuno lasciare che il tempo le renda mature, però sono idee che vanno sul nostro territorio. E questo mi ha soddisfatto perché è arrivato un Presidente documentato, preparato, con delle proposte vere, che vanno però nei prossimi mesi in qualche modo verificare se sono possibili con l'impatto economico che hanno. Beh, diciamo che ci sono 3-4 progetti ipotetici su cui lavoriamo. Qualcuno che riguarda le nostre bellezze di montagna, le nostre località montane, non ne cito una per non scontare le altre, ma le nostre perle, diciamo, in qualche modo, quindi ambientare qualcosa in quel mondo. L'altra ipotesi del Presidente era qualcosa che in qualche modo coinvolga il sistema delle ville venete, quel nostro patrimonio che ha nel territorio una sua valenza importante, e poi qualcosa invece di più intrigante e tematico, ma ripeto, abbiamo affrontato sì i contenuti, ma abbiamo anche rimandato il tutto a dei tavoli di natura tecnica dei prossimi mesi tra i nostri tecnici e i loro, perché il problema è articolato. Creare una fiction non è mi basta un'idea, è un percorso imprenditoriale che è molto costoso, molto complicato. Ci siamo messi d'accordo col Presidente, siccome il palinsesto RAI verrà costruito nei prossimi mesi, abbiamo 3, 4, 5 mesi di lavoro davanti per riuscire a tentare di entrare nel programma 2012 o al massimo nel 2013, quindi c'è anche una cadenza di lavoro e una verifica di possibilità.